Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Spazio dedicato alla politica, la campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento europeo. Grazie per averci preferito e non so effettivamente se questi temi legati all'Europa siano entrati, come dire, abbiano interessato, coinvolto l'immaginario collettivo, anche perché se ne parla pochino dell'Europa. Nelle aree dove ci sono le elezioni amministrative è tutto racchiuso nello spazio del campanile, invece l'Europa entra a gamba tesa anche nei piccoli centri, anche nelle cosiddette elezioni di prossimità, come mi piace chiamarle. Francesca Pesce della sinistra, riuscite a far passare i vostri messaggi? Avete difficoltà? La difficoltà c'era tutto l'arco costituzionale, non siamo noi. Il problema è l'Europa che è stata fino adesso, l'Europa che è stata costruita. Non vi piace così? No, assolutamente. L'Europa è il motivo dello scollamento e del disinteresse da parte delle persone, questa Europa. Queste politiche che hanno costruito un'Europa che risponde a banche e mercati e non alle persone, ha creato nell'immaginario collettivo l'idea che non ci sia un contatto diverso tra le politiche europee, tra l'azione delle politiche europee e i territori, i cittadini, le persone e il loro vivere quotidiano. È ovvio che riuscire a invertire questo leitmotiv che si è creato e stratificato in decenni di governi è difficile, però noi stiamo spiegando quanto queste politiche hanno a che fare con i territori, specie i territori del sud. Siete vicini alle idee che ha 5 Stelle e la Lega su questo, no? Anche loro vedono l'Europa come una... L'Europa va cambiata, per loro va cambiata in maniera diversa, perché per loro va costruita un'Europa di muri in cui sostanzialmente si prende in giro la gente rispondendo alle leggi della propaganda e della semplificazione del messaggio politico. Noi intendiamo riscrivere i trattati nel senso di allargare la partecipazione democratica, rendere il Parlamento europeo effettivamente un luogo di rappresentanza per i cittadini e un luogo dove si prendono le decisioni. Diversamente è un organismo che fa molto stile e anche costume, però non riesce poi a trovare la via e il senso per incidere sulle politiche dei cittadini. Quindi abbiamo idee di Europa diverse anche nel cambiamento. Buonasera al Presidente del Popolari per l'Italia, il professor Mauro. Conosce bene l'Europa, no? Perché è un parlamentare uscente, quindi conosce questo meccanismo. Parlamentare per diverse legislature, che mi consente di dire con grande semplicità che questa diatriba Europa sì, Europa no è un po' un inganno di comunicazione, vale a dire l'Unione Europea è un progetto politico, quindi un fatto contingente della nostra realtà contemporanea e se si vogliono misurare, questa volta sì, realmente costi e benefici, ci accorgiamo alla fine che ci ha messo in una condizione che è di infinito vantaggio competitivo rispetto al resto del mondo. Mai dimenticare che siamo tra i più ricchi del mondo, anche se abbiamo problemi derivati da una crisi economica recente. Mai dimenticare, per esempio, e forse lo hanno dimenticato gli amici inglesi, che nel momento in cui si chiede di star fuori da questo progetto, quello che ci ritroviamo è il problema più grande di tutti, il problema della pace e della guerra. Perché gli inglesi non riescono ad andare via dall'Europa a 3 anni dal referendum? Perché hanno riaperto il vaso di Pandora del conflitto irlandese. Infatti, andando via dall'Unione Europea, dovrebbero rimettere una frontiera, una dogana tra Irlanda del Nord e il resto d'Irlanda. E questo vorrebbe dire, già vuol dire, perché 25 giorni fa c'è stato il primo morto, che ritornerebbe la più disperata delle guerre civili che ha visto animare l'Europa fino al 1998, non fino al 1950. Quindi non è così da buttare questo sistema europeo, no? Io penso che la retorica europea e la retorica anti-europea illustrano invece 2 facce della stessa medaglia, e cioè che l'Europa è incompiuta. Sempre pochi giorni fa, non nel pieno della retorica europeista, il 18 di gennaio gli americani hanno convocato l'ambasciatore dell'Unione Europea a Washington e hanno detto in modo molto chiaro e diretto:
Cosa siete? Siete una federazione di stati come noi? Siete una confederazione come la Svizzera? Siete uno Stato sovrano come la Francia? Perché se non siete nessuna di queste tre cose, per noi siete come l'UNICEF, come la FAO, come l'UNESCO, e quindi non potete stare nel gioco delle relazioni internazionali che spettano a chi ha piena sovranità. Allora il coraggio che ci vuole è quello, fare un passo avanti verso la dimensione federale, realizzare il progetto che era il cuore dell'esperienza dei padri fondatori, ma che è anche il più intelligente. Pensiamoci bene. Sovranità cosa vuol dire? Oggi il sovranismo cosa invoca? Di poter avere piena libertà di muoversi e far vedere che compete meglio che nel contesto comunitario rispetto agli altri. Però in questa condizione finirebbe fuori da tutto quello che è lo scenario mondiale. Non sarebbe più capace di competere sul piano economico, non sarebbe più capace di competere sul piano delle relazioni internazionali e neanche delle esperienze sociali, perché ricordiamocelo, noi abbiamo abbattuto le frontiere all'interno con grandi vantaggi, ma quando consideriamo le frontiere esterne, queste sono ancora competenza nazionale e quella competenza nazionale ci vede soli e disperati di fronte al problema dell'immigrazione. Quindi l'Europa ha un vantaggio, l'Europa ha un'opportunità, la costruzione paziente del progetto europeo appartiene a chi è realista, tutto il resto è molto ideologico. Non è un problema Europa sì, Europa no, il problema non è mai stato. Per voi non è mai stato così. Assolutamente, anche perché l'europeismo è una necessità. Quindi ha ragione Mauro, diciamo, da questo punto di vista, che è Ma un'opportunità. ha ragione sulla parte in cui dice che sicuramente l'Europa è un organismo necessario ed è un organismo sovranazionale che deve esserci, probabilmente non per rispondere a quei bisogni che però elencava, perché noi possiamo aspettarci il federalismo degli Stati europei, possiamo aspettarci qualsiasi compimento di una riforma che crei effettivamente un organismo sovranazionale capace di decidere e di incidere in termini politici. Lo stiamo facendo nel modo sbagliato. Non diciamo Europa no, noi diciamo Europa assolutamente necessaria, ma per motivi completamente diversi, che non sono quelli della competizione con i mercati, dell'allargamento dei mercati, del cannibalismo del capitalismo in termini universali o sovranazionali. Noi diciamo che quell'Europa, quell'organismo sovranazionale, quella confederazione di stati deve diventare un tutt'uno, e deve diventare un tutt'uno perché deve rappresentare dei valori che poi sono i valori dell'europeismo di Spinelli e dei compagni di Spinelli, che non pensavano al problema dei mercati, del capitalismo, della BCE. Oggi noi abbiamo un'Europa sicuramente incompiuta, ma che si sta costruendo intorno a un organismo come la BCE, che ha un rapporto assolutamente slegato con i bisogni dei cittadini, i bisogni delle persone, i bisogni degli Stati membri, ai quali non risponde, perché non risponde a nessuna di questi soggetti. Quindi Europa sì, ma non questa. Questa in realtà è la brutta copia di quel primo pilastro pre-Lisbona 2009 e GAI e PESC, secondo e terzo pilastro, quindi la cooperazione in materia giudiziaria e la cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza, sono nelle mani di chi governa una politica europea in base ai propri interessi e bisogni, e quindi Francia e Germania. Quell'asse lì non rappresenta un'Europa unitaria, non rappresenta una confederazione di stati, non rappresenta nulla, al pari della BCE. Ce lo facciamo dire da chi ci sta dentro, da chi conosce i meccanismi, da chi ha visto, ha avuto modo di constatare se effettivamente quello che dice la Francesca Pesce corrisponde a verità, così come chi la vede all'esterno. Credo che il modo migliore di entrare nel merito sia illustrare dei fatti. L'Europa oggi è non solo quello conclamato dello spazio economico rilevante che dà ricchezza e prosperità, ma che favorirebbe ipoteticamente anche i gangli determinanti del capitalismo internazionale. L'Europa è uno spazio di diritto e di diritti. Chi ha un altro spazio così grande, con così tanti abitanti, con tante culture giuridiche, che ha bandito la pena di morte? Cioè, dov'è quel luogo, e dove è possibile trovare un luogo nel mondo dove si parte da Lisbona e si arriva a Varsavia senza dover mostrare il passaporto, e dove soprattutto si può pensare di mettere a tema l'esperienza della pace e della guerra senza andare a intaccare quella che è la cultura giuridica di ogni singolo paese? Quindi attenzione, perché molto abbiamo fatto e la base da cui siamo partiti
ci consente di entrare ulteriormente nei dettagli per illustrare quello che potremo fare in modo molto concreto. Da parlamentare europeo io ho sì contribuito al finanziamento dei grandi progetti infrastrutturali che devono consentire all'Europa di tornare competitiva, però ad esempio ho promosso i banchi alimentari. Cosa vuol dire? Che ho dato un'importanza all'economia sociale di mercato, che è l'asse portante dello stare insieme in Europa, di consentire quella ridistribuzione che nei momenti difficili della nostra economia deve essere il paradigma per avere un'Europa realmente sussidiaria. È un'esperienza che, costruendosi giorno per giorno, incontra i bisogni della gente. Per esempio, noi siamo così piegati dalla logica delle comunicazioni dei nuovi padroni, per esempio padroni dei social, che pensiamo che il problema europeo sia l'immigrazione. Io vorrei ricordare che il problema italiano è l'emigrazione. 100.000 persone entrano ogni anno in Italia, ma 200.000 tra i ragazzi del sud, per di più i migliori, i laureati, scappano dal nostro paese, vanno via. La piattaforma europea è l'unica che possa consentire il recupero dell'esperienza formativa di questi ragazzi per metterli in condizioni di vincere e di spendersi per il destino di una generazione. L'Italia, voglio dire, è il paese che più fra tutti ha bisogno del progetto europeo e più fra tutti se ne avvantaggia. A differenza per esempio di Francia e Germania, che in una condizione come quella di oggi, dove le regole non sono ancora chiare, non sono ancora certe, sgomitando impongono la legge del più forte. Invece, essendo capaci di tessere, piuttosto che evocare questo mitico sbattere i pugni sul tavolo per ottenere da Bruxelles quello che si vuole, che poi si risolve in una conferenza stampa, tutto questo passa attraverso il fatto di conoscere le regole del gioco, di essere presenti e di amarlo il destino di una generazione. Quindi è un problema di narrazione, diciamo, dell'Europa. È un problema soprattutto di corrispondere quella narrazione coi fatti. È così? No, le regole del gioco vanno cambiate. Noi possiamo anche conoscerle e le conosciamo e non ci piacciono, le regole del gioco vanno cambiate. La lotta alle disuguaglianze, la lotta ai bisogni delle persone non si fa con progetti benché ammirevoli come il banco alimentare. Io vengo dal mondo dell'associazionismo e del volontariato, quindi conosco benissimo quella realtà e so anche quanto le però politiche... il banco alimentare per carità, sì, è una cosa seria. È una cosa apprezzabile, però dobbiamo anche dircelo con estrema chiarezza, perché sennò facciamo propaganda, che le politiche nazionali e le politiche anche europee non danno al volontariato lo spazio e gli strumenti che meritino. La riforma del terzo settore promossa dal governo Renzi, il volontariato lo ha distrutto. Quando Renzi sosteneva che bisognava rendere il terzo settore il primo settore, in realtà ha compiuto la sua opera, azzerando i livelli di partecipazione democratica che per le organizzazioni del volontariato e del terzo settore sono fondamentali, rendendo i volontari dei burocrati che devono rispondere a leggi fiscali e quant'altro e impedendo anche la crescita delle organizzazioni. Quindi sì, il volontariato ha bisogno del banco alimentare, di tutte quelle esperienze che combattono le disuguaglianze sociali, però ha bisogno di politiche che mettano le organizzazioni del terzo settore, i centri di servizio, che tra l'altro sono in via di accorpamento per zone e che ovviamente avranno molta più difficoltà a rispondere ai bisogni delle associazioni sui territori. Sappiamo anche che in Calabria e in tutto il sud il terzo settore e le organizzazioni di volontariato rispondono ai bisogni diretti dei cittadini e sulla base di quel principio di sussidiarietà della Costituzione che ha una portata enorme laddove le istituzioni in territori come quelli meridionali non riesce a fornire né servizi né risposte. Dopodiché, al netto di tutto questo, ci vogliono politiche economiche serie che facciano una lotta alla disuguaglianza e quindi una patrimoniale sui grossi capitali, una patrimoniale, una tassa e una tassazione effettivamente progressiva che parta dall'Europa e coinvolga tutti gli Stati membri. L'uniformità dei diritti significa uniformare la possibilità di accedere agli stessi diritti. Oggi un cittadino calabrese non ha gli stessi diritti di un cittadino tedesco. Questa dovrebbe essere l'Europa dei diritti. Al momento l'uniformità dei diritti in Europa la compie soltanto la Corte europea dei diritti dell'uomo, che tenta di uniformare e imporre agli Stati un comune
minimo sentire sui diritti, e con tutte le difficoltà che poi ovviamente incontra laddove sentenze su sentenze e condanne, chiedo scusa, non vengono neanche recepite dagli Stati. Quindi un calabrese agli occhi dell'Europa non ha lo stesso trattamento, diceva lei, in termini di diritti che un cittadino tedesco? Non c'è l'accesso, non c'è il medesimo accesso ai diritti, e ovviamente se parliamo di Europa dei diritti e non di Europa delle banche e dei mercati, e non ragioniamo in termini capitalistici, dobbiamo riferirci a questo. Va bene così, è così? In realtà, per esempio, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non è un organismo dell'Unione Europea, è invece un organismo di cui fanno parte giudici anche russi e turchi, che poco avrebbero da insegnare al resto d'Europa sul piano dei diritti. Quell'organismo è frutto di una storia diversa, il tentativo alla fine della Seconda Guerra Mondiale di mettere allo stesso tavolo tutti i paesi che avevano partecipato al conflitto e di far parlare chi era diviso da un muro, cioè i paesi dell'Europa dell'Est con quella dell'Ovest. Oggi quella Corte interagisce con le istituzioni dell'Unione, ma è ben lungi dal rappresentare un paradigma per l'intera Unione Europea, come invece si è riusciti a fare nel campo della giurisprudenza, chiamiamola commerciale, cioè nel caso della Corte di Giustizia Europea. Che cosa occorre per poter aiutare un reale confronto anche nei temi di giustizia? Occorre ancora una volta, e torniamo al punto di prima, una dimensione federale. Così come negli Stati Uniti il reato di traffico di droga è un reato federale, dobbiamo avere chiaro che cosa affidiamo alla costruzione europea per poter essere avvantaggiati nel recuperare il meglio del nostro stare insieme. E in questo momento dobbiamo anche fare di più. Dobbiamo spenderci perché identificare un piano d'azione concreto per mettere l'Europa in grado di ritrovare se stessa vuol dire fare delle cose molto precise. Abbiamo detto della parte istituzionale, ma se veniamo alla parte economica, vogliamo parlare per una volta di questo benedetto euro. Io ho fatto impresa nel Sud, pagavo il denaro in banca al 18%. Quando è arrivato l'euro tutto questo è finito. Ma oggi è chiaro che va fatto qualcosa in più, perché se 19 paesi abbiamo l'euro, però nello stesso tempo io ho un peso fiscale che va oltre il 55% e in Irlanda quel peso fiscale è meno della metà, facciamo tutti la stessa gara, ma io corro con gli stivali pieni di sabbia. Per questo insisto, l'Italia è il paese che ha più convenienza di tutti, non solo a stare in Europa, ma a tessere quelle alleanze che ci rendano realmente l'Europa delle opportunità. E ancora, c'è un piano che va oltre tutto questo, è il piano semplicemente dell'esistenza. Noi siamo 530 milioni di persone in Europa, ma eravamo 530 milioni anche alla fine della Seconda Guerra Mondiale, con una differenza, che allora c'erano 2 miliardi e mezzo di abitanti e oggi ci sono 7 miliardi e mezzo di abitanti nel mondo. Allora mettere al centro la persona, recuperare una strategia che convinca una generazione a mettere su casa, a mettere su famiglia, a mettere al mondo dei figli, assumersi la responsabilità di fare impresa e generare lavoro, questo è un obiettivo che è nelle corde dell'Unione Europea per rispondere agli ideali per cui ci siamo messi in gioco tanto tempo fa. E allora? E allora ci chiediamo perché non l'abbiamo ancora fatto. diventa poi insomma è condivisibile un pochettino pragmatico, però sì, ho capito. Allora la questione è perché abbiamo un'Europa che non risponde a questo, con tutto il rispetto ovviamente per l'altro ospite, però lui c'è stato in quell'Europa. Perché ancora stiamo discutendo su quale potrebbe essere, dovrebbe essere il piano di quell'Europa? Il problema non è l'immigrazione, ok, il problema non è l'immigrazione, però si fanno politiche anche in Europa in base alle quali si regalano milioni e milioni e milioni di euro a Erdogan, che utilizza quei soldi per comprare armi di distruzione di massa. Il Parlamento europeo queste risoluzioni qui le vota, risoluzioni nelle quali c'è scritto che va benissimo e ringraziamo Erdogan per quello che sta facendo, perché trattiene i profughi siriani e curdi in campi di concentramento e al confine tra la Turchia e la Siria, e sostanzialmente poi con i soldi dell'Unione Europea compra armi con le quali sta distruggendo la popolazione curda. L'immigrazione non è un problema, la politica dei porti chiusi, il rifiuto di applicare l'articolo 80 del Trattato di funzionamento della Comunità Europea, il
rifiuto di validare quella modifica elaborata in Commissione Libe e votata dal Parlamento europeo sul regolamento di Dublino 3, che obbliga ancora attualmente tutti i migranti che giungono sul territorio di uno Stato a permanere in quello Stato fino alla definizione del proprio status giuridico, quindi fino a ricorso, appello, Cassazione, appello adesso non c'è più, commissioni territoriali, quindi per anni e anni, sebbene non sia questo l'interesse né degli Stati di frontiera che affacciano sul Mediterraneo né tantomeno dei migranti. Questa roba qui in Parlamento europeo come l'abbiamo votata? Questa roba qui in Consiglio d'Europa come l'abbiamo votata? Io non c'ero. Io ero sui territori a fare politica per i territori, ero all'interno di un sindacato nazionale di avvocati a urlare in termini giuridici, in termini di diritto, quello che stavamo facendo a quella cultura europea dei diritti e l'orrore che stavamo compiendo davanti a quella cultura europea dei diritti, però c'era qualcun altro. E ancora stiamo parlando di dover fare un piano, ancora stiamo parlando di dover convincere i giovani a mettere su famiglia e a comprare casa, quando facciamo politiche di precarizzazione del lavoro, quando non diamo risposte in termini di stabilità lavorativa, in termini di tassazione. Abbiamo una tassazione al 55%, ma perché io che guadagno 1.000 euro al mese e lei che magari ne guadagna 10.000, se paghiamo il 15% di tasse, chi ci ha guadagnato e chi ci ha rimesso? Ecco perché noi insistiamo sulla patrimoniale, sono prospettive diverse. Sì, sconsiglierei di sovrapporre continuamente i piani nazionali ed europei, perché per esempio si scoprirebbe invece che l'immigrazione non è una competenza per il momento europea. È tragico dirlo, ma è così. Tant'è che le politiche sull'immigrazione sono state frutto di accorte strategie nazionali che si sono, diciamo, avvitate su se stesse proprio per il fatto che nessuno ha vinto la sfida di farla diventare un obiettivo comune. E questo è ancora più vero se teniamo conto di quello che è successo con il governo Renzi nel momento in cui quel governo ha detto di sì, ha firmato in sede europea, di corrispondere un grande emolumento al governo Erdogan per fermare il flusso dei siriani che attraversava Macedonia e Grecia. In quel momento cosa è successo? Le Nazioni Unite ce lo spiegano. L'86% del flusso migratorio allora andava dalla Turchia verso i Balcani, il 14% prendeva la strada più pericolosa del Mediterraneo. Chiudendo quello spazio è come se in una bacinella che ha due buchi noi ne avessimo tappato uno e consentita tutta la pressione sull'altro. Il 96% dei flussi si è diretto invece verso la Libia. Quel governo ha sperato di poter ottenere maggiore flessibilità dall'Unione Europea, mettendo tra i conti economici l'ipotesi di un incremento della spesa per l'immigrazione che fosse fuori dal rapporto deficit-PIL e che quindi si emancipasse dagli obblighi di bilancio. È stato un calcolo sbagliato che ha pagato su termini sociali, che ha fatto crescere i populisti, ha fatto passare la Lega dal 3%, dicono oggi al 30%, e ha fatto crescere a sinistra l'ipotesi di una nuova sinistra, quella ribellista e ancora più giustizialista dei 5 Stelle. L'errore fatto è perché ci si affida alla narrazione senza stare ai dettami della realtà, e invece la realtà è molto concreta, è complicata e va affrontata giustificando le cose buone e facendo le cose buone. Sulla questione migrazione, oggi discutiamo di 1 milione di persone che viene verso l'Europa. Io vorrei ricordare sommessamente a tutti quanti, a tutta la sinistra europea, che non 50 anni fa, nel pieno della retorica europeista, ma 15 anni fa, in una notte, abbiamo preso 150 milioni di persone, non 1 milione, li abbiamo fatti diventare europei. Ma voi ve li ricordate i polacchi fuori dalla stazione centrale di Milano, alla stazione Termini di Roma, e i bulgari, e i rumeni? Tutto questo l'abbiamo fatto perché abbiamo avuto grande capacità progettuale e grande capacità di scommettere sul tentativo di mettere insieme bisogni diversi e problemi diversi. Oggi, con altrettanto realismo, dobbiamo guardare ai problemi che vengono dal sud del mondo, che vengono dal sud del nostro Mediterraneo, che è la più grande opportunità anche per il sud Italia. L'area che va dal Marocco alla Turchia, con dentro Israele campione di tecnologia, l'Algeria e la Libia che hanno il gas e il petrolio, fa 360 milioni di abitanti, ma tutta quest'area, con anche la Turchia che è un colosso economico, non arriva al 65% della ricchezza europea, no, dell'economia italiana.
Questo ci deve far capire quante ancora grandi opportunità può portarci la piattaforma europea e quante ancora grandi opportunità può portarci, se noi siamo capaci di fare una politica fuori dagli slogan, che sta ai dati della realtà e si fa carico con fatica, con dolore magari, di quelle che sono le tante difficoltà di oggi, sapendo che non si butta mai via il bambino con l'acqua sporca. Prendo atto che non fa parte della realtà il regolamento di Dublino 3 e la modifica votata a ottobre 2017 in Parlamento europeo. Ne prendo atto, vabbè, avevo informazioni diverse. Perché senza il voto del Consiglio e il voto del Parlamento è inefficace. Allora vanno riscritte le regole del gioco e torniamo alla parte principale. Vanno riscritte le regole perché il Parlamento, che è l'unico organismo eletto dai cittadini nel complesso sovranazionale ed europeo, deve avere rappresentanza, ma se io partecipo a un campionato di calcio, decisionale. Se io partecipo a un campionato di calcio, posso voler riscrivere le regole del gioco, ma intanto se riuscissi a vincerlo quel campionato con le regole che ci sono, forse sarebbe meglio. Chiarissimo, però intanto se magari invece di andare lì e tornare e poi dire che si vogliono riscrivere le regole del gioco e poi tornare lì e giocare con le stesse identiche regole del gioco, da fuori, da chi quelle regole del gioco non le ha accettate dal primo momento, si cerca di far capire ai cittadini qual è il problema di questa Europa e quali possono essere le soluzioni, forse si riesce a fare un'operazione verità che poi è anche quella necessaria, anche perché è fondamentale cercare di lasciare un messaggio politico che sia chiaro, che non sia contraddittorio e se il modello di riferimento sociale o economico, io devo sentirmi dire che sono Erdogan, che non è un grandissimo imperatore del mondo libero, ma è un dittatore ed è un criminale, o la Libia, che rappresenta la vergogna di tutto il mondo e non soltanto dell'Europa, e rappresenta la vergogna dell'Italia. E sì, il piano nazionale e il piano sovranazionale ed europeo devono mischiarsi, devono essere costantemente mischiati, perché ci sono i passaggi fondamentali che devono essere affrontati dall'Europa e dall'Italia, dall'Europa e dai paesi membri dell'Europa. Quindi non si tratta di ragionare a compartimenti stagni, e il ragionamento a compartimenti stagni, laddove ho l'interesse Israele è padrone di tecnologia e signore di non so che cosa, e dall'altro sta distruggendo un intero popolo che è quello palestinese, a cui ha rubato i territori. Si fanno delle scelte, si lanciano dei messaggi politici chiari quantomeno. La Libia è un luogo in cui l'Italia e l'Europa stanno svendendo popoli e diritti delle persone e non intervengono. Io stessa ho parlato con un funzionario dell'UNHCR, il quale davanti ai dati di fatto rispetto a quello che succede in Libia, e non li ho inventati io, li dice la Corte d'Assise di Milano, lo dice la Corte d'Assise di Milano quello che succede in Libia, come lo dicono tantissime altre sentenze e provvedimenti dell'autorità giudiziaria, quello che succede in Libia. Poi devo sentirmi dire che la Libia è una frontiera dove andare a fare colonialismo, imprenditoria. Vi devo dire, siamo in chiusura, però vorrei adesso farvi quest'ultima domanda per trasferire ai cittadini qual è il vostro pensiero. Il problema principe che si vive in regioni come la nostra è quello dell'occupazione. L'Eurostat qualche giorno fa ci dice che siamo messi malissimo, che in Calabria e in Campania risiedono per esempio il maggior numero di disoccupati di lungo corso. Messi insieme queste due regioni superano quelli che invece si contano nel Regno Unito. Allora, l'Europa può essere davvero un'occasione per smuovere il mercato del lavoro, per dare opportunità ai giovani di intercettare il lavoro o no? Vi chiedo questo. Partiamo dalla candidata della sinistra e poi va a chiudere Mauro. Non solo le politiche del lavoro mancano a livello europeo e non sono uniformi. La Calabria, oltre ad avere il più alto tasso di disoccupazione a lungo corso, ha anche, e la provincia di Crotone soprattutto, il più alto tasso di mortalità sul lavoro, perché non si investe in sicurezza del lavoro e si investe semplicemente in elargizioni e regalie agli imprenditori, perché al sud, in Calabria, nella provincia di Crotone, ma in tutta la Calabria, si investe semplicemente nell'imprenditoria che fa scempio dei territori, si investe
per la privatizzazione della gestione del ciclo dei rifiuti e si fanno arricchire soltanto gli imprenditori e si devastano i territori. L'idea di sviluppo dovrebbe essere completamente diversa e partire magari da quel principio di precauzione che è un principio fondante delle politiche europee, perché riportare un'idea di sviluppo completamente diversa che si fondi sulle potenzialità di un territorio come quello del Sud, sulla possibilità di dare i giusti incentivi a chi avvantaggia questo territorio, non a chi fattura 4 milioni di euro e ha 15 dipendenti complessivi, ma agli allevatori, agli agricoltori che con tantissima fatica e nonostante i cambiamenti climatici, perché ringraziamo l'Europa che abbiamo avuto fino adesso per l'impossibilità di fare marcia indietro sulla distruzione anche del pianeta, quella gente lì ha bisogno degli aiuti, degli incentivi, dell'investimento pubblico nazionale ed europeo in territori del genere, non scorciatoie sulle norme sulla sicurezza sul lavoro, non incentivi per abbassare i costi della sicurezza sul lavoro, perché quelli producono morte, non producono investimento pubblico, non producono quella crescita e quello sviluppo che può dare e deve dare lavoro. Politiche uniformi europee che si riversano sul piano nazionale. L'esperienza dei popolari per l'Italia in questi anni è stata l'esperienza di mettere a frutto ciò che l'Unione Europea ha fatto e mette a disposizione della crescita economica dei nostri paesi. Questo vuol dire, con lo sguardo rivolto al Sud, che il modo di cogliere l'opportunità che deriva per esempio dalle risorse europee si può decuplicare nel momento in cui l'aspetto periferico e terminale, cioè della macchina burocratica che realizza quei percorsi che sono i progetti europei sul piano regionale, viene sostanzialmente aggirata, vista la sostanziale incapacità di realizzare quegli investimenti e quelle spese, da un modello di rapporto diretto tra l'Unione Europea e i territori. Questo è un aspetto centrale. Noi abbiamo avuto un problema rilevantissimo in questi anni. Molto di quello che è stato messo a disposizione dall'Unione Europea è stato trascurato o addirittura destinato ad altri scopi da molte delle amministrazioni regionali delle regioni meridionali, direi abbastanza di tutte le aree interessate del Sud Europa, però in particolare del nostro Mezzogiorno. Quindi un primo elemento fondamentale è poter mettere a punto uno strumento molto semplice e molto duttile che consenta che quelle spese siano immediatamente finalizzate. Ma c'è un'altra questione. L'Unione Europea ha determinato l'incremento e la crescita economica e quindi l'aumento di posti di lavoro al Sud? Sì, lo ha fatto tramite il mercato unico. Lo ha fatto nel modo più semplice, consentendo per esempio alle merci dei nostri agricoltori, al nostro agroalimentare, alla nostra frutta, di poter essere a disposizione di un mercato di 530 milioni di persone. E lo ha fatto soprattutto facendo da volano per tutta quella industria della trasformazione che nel momento in cui quelle merci si sono potute vendere sono state interessate ad essere presenti sul territorio. Non c'è paragone tra quello che si riesce a trasformare nel Sud Italia rispetto a quello che si riesce a trasformare in un paese come il Marocco, che ha quantità di produzione anche più ingenti, ma è fuori dalla logica di un mercato comune. Ora quindi, per stare sempre sul concreto, noi dobbiamo sempre di più aiutare a sposare quella che è la risorsa del capitale umano, cioè quello che ci mettono i nostri ragazzi come capacità di studio, di essere preparati, di essere competitivi, con quello che è il volano che sul territorio diventa impatto chiaro verso le logiche di mercato. Per fare questo ci vuole ancora di più risorsa europea, ma ci vuole soprattutto capacità italiana e stare per dire, in vista anche delle imminenti elezioni regionali in Calabria, un'assunzione di responsabilità precisa da parte di una classe dirigente che sia capace di non tradire le aspettative del proprio popolo. Beh, questa è una bella scommessa. Intanto vi ringrazio per essere stati con me, vi auguro un buon proseguimento di campagna elettorale. Grazie. E speriamo che ci siano tante occasioni perché si possano mettere in campo quelle che sono le idee e i progetti legati alla dimensione europea, perché il futuro si chiama Europa, non si chiama né Italia, né Spagna, né Francia, né Inghilterra. Certo, l'identità nazionale è una cosa seria, però in un contesto più ampio, dove non ci sono più barriere, dove si spera si arriverà prima o poi ad un governo
che possa tenere insieme le istanze di tutti i popoli che hanno sposato questa idea d'Europa, è un futuro possibile. Io almeno la penso così. Grazie, grazie a lei. Ci vediamo domani.